Intanto è un'anomalia vera quella della nostra regione, che presenta accessi in codice bianco al pronto soccorso fuori norma rispetto a tutte le altre regioni, sia quelle considerate virtuose che quelle non virtuose. No, a nostro giudizio questo è un problema nel problema, perché già i pronti soccorsi sono congestionati, già molte persone che pur avrebbero diritto ad una sanità territoriale non trovano risposte sul territorio, in più c'è un esubero di assegnazione di codici bianchi. Ci siamo posti la domanda: perché così tanti codici bianchi rispetto ai codici verdi in Veneto, e ci siamo accorti che il codice bianco viene pagato come prestazione a 25 euro più il ticket, mentre il codice verde è gratuito. E allora cos'altro non è se non un modo surrettizio della Regione del Veneto di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, privandoli dei servizi che sarebbero gratuiti, perché ricordo che il servizio di medicina generale è un servizio gratuito, e obbligandoli ad andare a pagare il ticket al pronto soccorso. Noi pensiamo che questa sia un'operazione sbagliata, oltre che ovviamente ingiusta. I numeri sono altissimi, abbiamo visto che i dati della relazione sociosanitaria mostrano 1.900.000 accessi nei pronti soccorsi in Veneto. I dati della relazione Agenas mostrano 1,4 milioni, quindi altissimi. Il Veneto è il primo. Due sono le cause fondamentali: una sono le liste d'attesa, perché una persona che aspetta una visita per mesi preferisce a questo punto farsi la fila in pronto soccorso e risolvere il problema. L'altro aspetto è la carenza di medici di territorio, di medici di medicina generale, per cui noi dobbiamo da una parte potenziare la medicina di famiglia e quindi integrare quelle che sono le zone carenti oggi in Veneto, che sono 650. L'altro punto di vista qual è? Rendere attrattiva la professione, perché di fatto noi abbiamo dei posti vuoti. Se noi pensiamo che l'ultimo corso di medicina, formazione medici di famiglia ha lasciato 100 sedie vuote, vuol dire che c'è un problema. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parificare la borsa di formazione a quella della specialità universitaria, trasformare la scuola di formazione in corso di specializzazione e quindi investire più forme e più soldi affinché appunto la medicina diventi attrattiva. Sembra che ci sia allo studio una possibile modifica del contratto dei medici di famiglia, medici di base, e renderli pubblici dipendenti, obbligandoli a garantire un numero massimo di ore. Ma allora guarda, intanto bisogna prima di tutto sentire i medici cosa vogliono e poi le risorse quante sono, perché noi abbiamo visto che a livello nazionale le risorse mica le ha messe a disposizione. Mettere in dipendenza un medico ha dei costi molto elevati. Allora io dico, prima di tutto bisogna fare un tavolo, sentire gli ordini, parlare con loro e valutare quante sono le risorse e quant'è l'interesse del cittadino, perché noi dobbiamo garantire il bene e la tutela della sanità pubblica, e come arrivarci lo dobbiamo trovare insieme come forma, per cui ecco, c'è una divisione su questo pensiero, ma bisogna analizzarla, metterci attorno a un tavolo e trovare la soluzione migliore.